Una firma al minuto, l'obiettivo è quello di superare la barriera delle 500.000 necessarie per il referendum abrogativo. La corsa contro il tempo, il termine con la fine di settembre impone un ritmo incessante. Mentre i municipi continuano a dare la loro adesione, questo fine settimana sono migliaia i cittadini che hanno dato il proprio supporto all'iniziativa, tanto che il primo cittadino di Mogliano è estremamente soddisfatto e ottimista sulla possibilità di raggiungere l'obiettivo. 4 alle 5.000 firme, l'1% forse di quello che è l'obiettivo finale, ma è un buon inizio. Azzolini non si dispera affatto, anzi rilancia e proprio in queste ore raccoglie l'adesione anche delle associazioni dei disabili, pronte a fare rete a supporto della causa per abrogare la legge che imponeva lo stop alle case chiuse. Potremmo riuscire ad arrivare veramente al traguardo entro e ben prima del 30 di settembre. Chiediamo a tutte le associazioni di disabili di aderire a questa campagna. L'obiettivo, spiegano i disabili, è quello di mettere in campo le assistenti sessuali, una figura che in Italia è di fatto vietata dalla legge in materia di case chiuse. La figura professionale dell'assistente sessuale è una figura professionale che esiste già in altri paesi. In Italia non ha modo di esistere perché la legge Merlin appunto impedisce che vi sia questa figura, che è una figura di tipo assistenziale. La raccolta firme proseguirà per l'intero mese di agosto e di settembre. Lo scopo è quello di raggiungere le 500.000 adesioni necessarie per poter chiamare gli italiani alle urne e quindi ad esprimersi sul tema.